Finalmente sulla questione Ryanair prove di dialogo nell'interesse dei siciliani. Il presidente della regione Schifani ha ricevuto nella giornata di ieri l'amministratore delegato Ryanair Wilson nella sede di Palazzo d'Orleans a Palermo. Al centro dell'incontro, che si è svolto in un clima franco, il posizionamento della compagnia irlandese in Sicilia. Ringrazio Mr. Wilson per la cortese visita. Ho ascoltato con attenzione, dichiara il presidente Schifani, l'analisi dell'attività svolta in passato dal vettore che ha portato in Sicilia milioni di passeggeri, contribuendo alla crescita delle presenze turistiche straniere e nazionali. Ho inoltre preso atto dei nuovi programmi di investimento della compagnia e sono cosciente sull'importante ruolo che Ryanair riveste nel mercato italiano e in quello siciliano. Questo quanto affermato dal governatore Schifani. Per questo ho accolto la richiesta di un incontro che potrebbe segnare l'avvio di una nuova stagione di dialogo nell'interesse dei siciliani e di quanti vogliono venire a visitare la nostra regione. È chiaro che il nostro obiettivo era e rimane quello di garantire prezzi più accessibili per il trasporto aereo e per questo il mio governo, continua Schifani, continuerà a fare in modo che venga favorita la libera concorrenza, contrastato ogni episodio di inaccettabile aumento dei prezzi, valutando anche l'ipotesi di avviare un tavolo tecnico per un confronto costante e costruttivo. Ringrazio il governo e il ministro Urso, conclude il presidente Schifani, per quanto fatto finora sul problema dei cari voli, prendendo atto di un nuovo passo sul tema da parte dell'esecutivo nazionale, apprendendo con soddisfazione il fatto che verranno dati maggiori poteri all'antitrust. A quell'autorità ci siamo rivolti proprio per segnalare la discriminazione dei prezzi sul trasporto aereo che subisce la Sicilia.